Abbiamo una sfida, non ti deve più comparire l'arretata, sono stati arrestati 14 malviventi, ma piuttosto lo Sperone, il luogo dei colori e dei murales. Santa Rosolia che si trova allo Sperone e che in questo momento sembra essere annoverata tra i primi 50 murales più belli del mondo, secondo una piattaforma specifica che si chiama Street Art City, e sta concorrendo ad arrivare tra i primi 10, magari. Perché secondo te questo tuo murales deve arrivare prima? È un'occasione, secondo me, importante per parlare delle periferie del mondo. Sono 52 disegni in concorso. Da Palermo e dalla Sicilia si vota Santa Rosalia. E comunque la possiamo concludere soltanto con una frase questo video. Viva Palermo e Santa Rosalia!